vedere un vantaggio nel chiamare una figura femminile come ricercatrice, come professore, professoressa, docente di tipo A, di tipo B, di quello che è. Allora, sono piccoli momenti, allora pensiamo e nel sviluppo e pensiamo cosa vogliamo fare in più. Noi vorremmo dare degli incentivi alle nostre studentesse, alle nostre dottorande, alle nostre, cioè quello di cui c'è bisogno è rafforzare, come stava dicendo prima Laura, rafforzare in maniera importante il percorso delle donne nel mondo culturale e nel mondo della conoscenza, perché è così che si cresce in una realtà che sta sempre andando sempre di più verso un aspetto sia legato alle scienze, le vogliamo chiamare dure, le chiamiamo biomediche, le chiamiamo umanistiche, chiamatele come volete, però quello che noi dobbiamo fare è andare verso quella modernità che ci deve appartenere, ci deve appartenere. Io ho raccontato in un'altra occasione, no? Il fatto di dire, vado, mi iscrivo in medicina, e mia mamma è svenuta, perché diceva, come? 6 anni più scuola specializzata, come fai? Ecco, accettare, poteva essere così, stiamo parlando di qualche anno fa. Adesso però le paure sono diverse e ci vuole un incentivo, bisogna dare un segnale di sicurezza, di esempi validi. Ecco perché quelli di noi che sono un pochino più grandi devono usare di più nel trovare e nel cercare le posizioni apicali all'interno del loro percorso. Non è facile. Io quando ho deciso di, perché io ho fatto 2 campagne elettorali, mica una, non ho mollato dopo la prima, l'ho trovata, no. E però nella prima, che è stato il primo momento, ormai dico, oh madonna, cosa vuoi? Cioè non ero neanche portata, sapete che si portano, no? Ecco, io non ero nata, non ero portata, cioè non mi portava nessuno, ok? Ecco, nonostante questo, alla prima elezione esco in prima posizione, poi ci sono i 15 giorni di inciucio e chiaramente io esco. Però ho imparato non a fare l'inciucio, però a capire un momentino come si manifestava il meccanismo, perché le lobby noi non siamo bravissime a farle, no? Siamo disabituati un po'. E però rapporti di amicizia, di conoscenza, di cose ci sono. Qual era l'aspetto determinante in tutto questo? Che in un consiglio di facoltà io ho sentito il peso negativo, tribale, di chi mi stava dicendo ma come ti permetti, non era così elegante? Io sono tornata a casa quella sera che, come dice Laura prima, ho detto ma chi me lo fa fare? Io faccio il mio mestiere medico e mi piace, faccio il mio mestiere ricercatore e mi piace, continuo così. Sono andata a dormire con questa idea. Tant'è che, confidandomi con una collega amica, mi ha detto, lei credeva che io sarei uscita dalla competizione. E il giorno dopo invece ho detto, non se ne parla proprio. Se vogliono no, mi devono battere con le sue idee. Questo perché lo sto dicendo? Perché per non rimanere soli anche in queste decisioni. Ecco perché è importante il discorso cultura, crescita e servizi. Dopodiché dobbiamo metterci soldi su queste cose e dobbiamo farlo in maniera aperta, condivisione del problema, come stava dicendo prima, Laura, e condivisione della soluzione del problema, insieme ai nostri amici, fratelli, genitori, padri, zii, compagni, che devono combattere la battaglia insieme con noi. Molto imbarazzante, Questo vuol è dire persone molto importanti come lei di stringere. No. È molto difficile, mettetevi nei miei panni, vi prego. Io volevo solo dare un contributo, perché noi ci conosciamo, siamo già incontrati tante altre volte, però le cose state dette oggi sono drammatiche, fanno parte della vita di molte donne, alcune di noi sono riuscite bene, allora diamoci da fare e costruiamo quella base insieme per portare avanti un discorso politico che aiuti effettivamente la donna